Due parole non di presentazione dell'oratrice di questa sera, Anna Dolfi dell'Università di Firenze, della quale è stato posto un profilo abbastanza esauriente, anche se non esaurisce così le molteplici attività e le molteplici curiosità di Anna Dolfi, ma che potrete leggere da domani accingendovi a vedere, a rivedere il filmato completo di questa serata che chiude il ciclo delle pagine cordiali di quest'anno. È un'occasione per salutare e ringraziare coloro che ci hanno seguiti in piccola ma scelta brigata personalmente e alle molte migliaia di uditori virtuali che sappiamo di avere controllando i contatori degli accessi ai filmati di tutte le lezioni dei cicli che si sono susseguiti in questi ultimi anni. Non ho altro da aggiungere se non augurarmi che il numero fosse maggiore, ma questo non vale per chi ci ascolta e ci vede da lontano, perché il numero è certamente crescente di mese in mese, direi, di ritrovarci tutti l'anno prossimo con un nuovo ciclo in cui cercheremo di introdurre anche qualche innovazione che spero farà piacere ai nostri uditori più appassionati. Conclusa questa fulminea questo fulmineo margine della serata, lascio la parola ad Anna Dolfi che ci parlerà di Bassani, scrivere versi dopo. Io, ecco, mi sono un po' contorto per leggere alle mie spalle, il che mi avverte che è bene che mi trasferisca addirittura. Grazie. Ringrazio Manlio Pastore Stocchi, amico caro, come altri che sono qui presenti in sala. Io sono qui in questa città splendida, Venezia, e l'autore di cui parliamo oggi amava molto. Aveva scritto un saggio molto bello, ha scritto un saggio molto bello su Venezia. E ricordo che Nicole Finzi-Contini, la mitica protagonista del Giardino dei Finzi-Contini, si laureava a Venezia con una tesi su Emily Dickinson e quindi Bassani dalla parte della morte dell'io credo che sarebbe contento di sapere che oggi si parla di lui all'Istituto Veneto in questa città. Dunque, per parlare di Bassani poeta, che è il punto al quale arriverò, spero non troppo tardi, in particolare dell'ultimo Bassani poeta, quello appunto di cui si può parlare come dopo la morte dell'io, bisogna però partire dall'inizio e dire qualche cosa anche della sua narrativa. Intanto perché Bassani si era nutrito di cultura crociana e crocianamente non credeva nei generi letterari e pensava che un certo tipo di narrativa fosse poesia e quindi in definitiva avrebbe amato che della sua opera complessiva si parlasse in questi termini. Poi perché lui stesso si è molto adoperato a dare un'immagine unitaria di tutto quello che ha fatto e che ha scritto, raccogliendo la sua narrativa sotto l'etichetta complessiva del romanzo di Ferrara, riunendo quindi sotto quest'unico titolo ben 6 libri e riunendo sia la poesia giovanile, che appunto era nata prima dell'avvio della narrativa, che la poesia finale, sotto un unico titolo,
dal titolo, scusate il gioco di parole, di In rima e senza. In rima la poesia giovanile e senza la poesia invece più tarda. Sia la poesia che la narrativa succedono, per usare un termine di nuovo che a Bassani sarebbe piaciuto, a Ferrara, una città di pianura, una città dentro le mura. Vi dicevo che la narrativa di Bassani è raccolta in un'unica opera che lui si accanisce a costruire e a riscrivere. Un po' sul modello, se volete, della Recherche du temps perdu di Marcel Proust o del Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann. Voglio dire, cito non a caso due grandi opere della cultura moderna fatte di più libri. Il romanzo di Ferrara è costituito da 6 libri e Bassani soltanto a quei 6 libri di narrativa avrebbe riconosciuto lo statuto di opera definitiva, e questo complesso di opere lo avrebbe curato a tal punto da modificare il titolo del primo libro, che come sapete era Le 5 storie ferraresi, Torino Einaudi 56, che raccoglieva i primi 5 racconti famosi, dopo un'iniziale Città di pianura pubblicato nel 40 con lo pseudonimo di Giacomo Marchi, perché in anni di leggi razziali ovviamente un giovane ebreo non poteva pubblicare con il suo nome, e le 5 storie ferraresi cambieranno nome, le chiamerà Dentro le mura, perché un titolatore attento e uno scrittore raffinato come Bassani naturalmente non poteva prevedere e accettare che un libro che complessivamente si chiamava Il romanzo di Ferrara cominciasse con le 5 storie ferraresi. Ci sarebbe stata troppa Ferrara, diciamo, e quindi lo intitola Dentro le mura. Perché ve lo dico subito? Perché l'idea dell'inclusione e di una sorta di inclusione circolare è fortissima nella narrativa bassaniana. Ferrara è una città di pianura che è circondata da mura. I personaggi di Bassani sono ferraresi, appartengono per lo più alla borghesia ferrarese, sia alla borghesia cosiddetta cattolica che alla borghesia ebraica. Intanto, come sa bene chi ha letto Bassani narratore, l'atteggiamento e il giudizio di Bassani nei confronti della borghesia ebraica o non ebraica è durissimo. Bassani rileva più di una volta non soltanto le colpe di quanti si erano resi responsabili naturalmente di fiancheggiamento e di partecipazione ai crimini del regime, ma anche di quanti avevano taciuto o avevano partecipato, magari poi diventando vittime naturalmente in quanto ebrei. Però ricordiamo che per esempio il podestà di Ferrara era un ebreo, uno dei pochi casi appunto di ebrei coinvolti nel fascismo anche ai più alti livelli. Quindi Bassani ci parla di questa borghesia verso la quale ha un occhio tutt'altro che tenero, ma nei suoi romanzi noi abbiamo una specie di procedimento per cerchi concentrici che diminuiscono progressivamente la distanza che esiste tra il narratore e i suoi personaggi. Io amo sempre, come dire, misurare questa distanza, misurarla fino al punto nel quale la distanza non si annulla completamente, che vedremo sarà proprio quello della fine della narrativa, che porta lo scrittore a passare dall'altra parte.
laddove possiamo parlare in effetti di morte dell'io. Abbiamo nel percorso narrativo bassaniano alcuni testi naturalmente che ci dicono molto del legame di Bassani con la propria storia privata e con la storia in senso generale, con la storia del paese, con la storia d'Europa di quegli anni. Di quali anni parlano prevalentemente i romanzi e perfino le poesie? Vedremo che il contatto è forte, bassaniani. Degli anni sostanzialmente intorno al 38, quindi quelli dell'emanazione delle leggi razziali, fino al 42-43. Bassani non va oltre, a differenza di Primo Levi, per esempio, benché il problema ebraico sia al centro della sua narrativa, non parlerà mai direttamente di quanto è successo nei campi di sterminio, si ferma prima. Perché? Per una specie di rispetto, per una sorta anche di corrispondenza alle sue conoscenze biografiche. Uno scrittore parla delle cose che ha visto, delle cose che ha conosciuto, delle cose delle quali può dare testimonianza, e quindi non potrà che partire il suo racconto dalle origini anche biografiche via Cisterna del Follo numero 1, la casa nella quale Bassani, che pure era nato a Bologna nel 1916, passerà la sua infanzia, la sua giovinezza, la casa nella quale fu piantata la famosa magnolia, che poi più avanti nella conversazione di oggi troveremo sotto il nome delle leggi razziali. Avrebbe scritto in risposta 6, si tratta di brevi scritti autobiografici e di poetica, nei quali appunto risponde a degli interlocutori immaginari, nella misura in cui sono state soppresse le domande, qualcosa su se stesso. Se non sono condizionato dalle mie radici, da cosa dovrei esserlo? Ogni artista vero, ogni poeta, vedete subito l'equivalenza artista uguale poeta, non può non fare sempre i conti con le proprie origini, con le proprie budella. La città del castello di Kafka non è Praga. Ovviamente Bassani è sufficientemente avvertito per sapere che lo scrittore altera la realtà, la modifica. La funzione dell'immaginazione è forte, d'accordo, ma d'altronde cosa potrebbe essere se non Praga? E naturalmente, se niente poteva essere di diverso appunto da quello che si era vissuto, inevitabile che l'esperienza biografica anche di Bassani lo portasse al ghetto di Ferrara, laddove c'è la sinagoga di Via Mazzini, dove si trovano le lapidi con l'elenco dei nomi degli ebrei ferraresi che furono deportati. Un punto di ritorno al quale non poteva fare a meno Bassani, se avrebbe di nuovo scritto: se i poeti non parlano sempre o quasi sempre di vicende che è quasi impossibile raccontare, non sono poeti. Proprio riferendosi a una lapide in via Mazzini, nella quale si racconta la storia di un sopravvissuto dai campi di sterminio che torna all'improvviso in una città che si è ormai dimenticata di tutto, ecco che dirà: d'altronde, ripeto, se non si raccontano storie di questo tipo, a che scopo scrivere? Questo mi serve per introdurre un altro punto sul quale avremo occasione di tornare, che è quello della necessità. A che scopo scrivere? Allora, io ho come l'impressione che Bassani, essendo subito, fin da giovanissimo, comincia a scrivere le prime prose, le prime traduzioni e le prime poesie
negli anni in cui collabora al Corriere Padano di Ferrara, è subito, quando era perfino studente liceale, un brillantissimo e emergente autore. Ho come l'impressione, vi dicevo, che per Bassani sia abbastanza lungo il cammino per arrivare a capire per sé a che scopo scrivere. Deve trovare la necessità che lo porta a scrivere, e questa necessità la troverà, io credo, a metà e anche all'inizio, ma insomma sarà scandita a metà del percorso del romanzo di Ferrara, in particolare nel suo romanzo più famoso, che è, come sapete, Il giardino dei Finzi Contini. Quindi il problema della necessità della scrittura. Tutti ricordate che Il giardino dei Finzi Contini si apre con un prologo. Se non si legge il prologo o se lo si dimentica, credo che non si capisca e non si possa capire il giardino. Cosa succede nel prologo? Io narrante immagina di trovarsi a fare una gita con degli amici nei dintorni di Roma. Il brutto tempo, il vento anzi, perché è una giornata di sole, ma il vento li allontana dalle spiagge e ritornando verso Roma prendono la strada che porta a Cerveteri e cominciano quindi a cambiare percorso. Ci sono due coppie che fanno appunto questa gita domenicale, io narrante, che si immagina abbastanza simile allo scrittore Giorgio Bassani, e una bimba che è la figlia di una delle due coppie. La bambina chiede al padre dove stanno andando e quando si sente dire beh andiamo in una necropoli etrusca, in un grande cimitero, Giannina, e questo è il nome della bambina, domanda ma per quale motivo, che rapporto c'è tra gli Etruschi, gli Egiziani, gli Ebrei? A scuola ci parlano di tutti questi. E poi perché in realtà succede che i morti lontani ci turbano meno di quelli vicini. E nasce un breve scambio di battute tra la bambina ed il padre, che le dice: quanto agli ebrei chiedi a quel signore là dietro. Ecco, io ho l'impressione che veramente soltanto in quel momento l'ingresso della parola ebreo nel prologo dei Finzi Contini abbia un effetto déclencheur, un effetto che si irraggia poi su tutto quanto seguirà, perché a un tratto la macchina si avvicina a Cerveteri, cala il silenzio, cessa di parlare, ci sarà la discesa nella tomba della famiglia Matuta. Ed è questo viaggio di discesa nel regno dei morti che l'io narrante si ricorda di una storia che avrebbe voluto raccontare da tanti anni, cioè quella dei Finzi Contini, Micol Finzi Contini, Alberto, il professore Ermanno, la signora Olga, un'intera famiglia poi spazzata via dalle leggi razziali e dai campi di sterminio e che quindi non ha avuto una sepoltura qualsiasi. Ecco che quindi la necessità di raccontare storie di questo tipo, la necessità di scrivere per parlare di tutto questo. Ancora in risposta 6, cosa vuole che le dica? Il pericolo che incombe sui giovani di oggi è che si dimentichino di ciò che è accaduto.
dei luoghi donde tutti quanti siamo venuti. Uno dei compiti della mia arte, se l'arte può avere un compito, lo considero soprattutto quello di evitare un danno di questo tipo, di garantire la memoria, il ricordo. Veniamo tutti quanti da una delle esperienze più terribili che l'umanità abbia mai affrontato, pensi ai campi di sterminio. Niente è mai stato attuato di più atroce, di più assoluto. Ebbene, i poeti sono qua per far sì che l'oblio non succeda. Un'umanità che dimenticasse Buchenwald, Auschwitz, Mauthausen, io non posso accettarla, scrivo perché se ne ricordi. Quindi ha trovato infine la ragione per la quale scrivere. Direi che il romanzo di Ferrara, come possibilità di opera complessiva che raccoglie tutto quello che avrebbe fatto prima, che aveva fatto prima e che avrebbe fatto dopo, ha trovato il suo centro. Lo prova, credo, una poesia, una traduzione che Bassani mette in bocca a Micol Finzi-Contini e che si trova più o meno al centro del romanzo. Si tratta di una poesia di Emily Dickinson, vi dicevo che Micol si laurea a Venezia sulla Dickinson, una poesia straordinaria che si intitola I Died for Beauty, sono morta per la bellezza. È una lirica che doveva avere affascinato Bassani fino da tempi lontani, se è vero che una traduzione di Bassani, a firma di Bassani, apparve già nel 1949 in un'antologia di poeti americani curata da Gabriele Baldini e pubblicata dal torinese editore De Silva. Bassani deve aver letto le poesie della Dickinson e averle tradotte immediatamente, se è vero che un'edizione delle poesie della Dickinson figura nell'edizione Denti curata da Marta Bini nella biblioteca di Bassani con il numero di 114 su 2500 copie e l'edizione della Denti, dell'editore Denti, si trova nella biblioteca di Bassani con dei tentativi di traduzione fatti a matita. I Died for Beauty, sono morta per la bellezza, quindi mi sembra una specie di mise en abîme del romanzo, cioè del Giardino dei Finzi-Contini, ma anche di tutta l'opera narrativa bassaniana. Si tratta di una lirica molto breve che dice sostanzialmente questo. Una giovane donna parla e dice: morii per la bellezza e da poco ero discesa nell'avello che, caduto pel vero, uno, quindi un giovane uomo, fu messo nell'attiguo sacello. Perché sei morta? Mi chiese sommesso. Dissi, quindi è la donna che parla, morii per bello, io per la verità, dunque è lo stesso, disse, son tuo fratello. Allora, ci sono due personaggi nella lirica della Dickinson, un uomo e una donna, la donna che muore per la bellezza, e Micol sappiamo che è la rappresentazione della bellezza nel romanzo, e l'uomo che muore per la verità. È come se il protagonista del Giardino dei Finzi-Contini sapesse che non potrà mai amare Micol e che l'unico modo per amarla davvero sarà quello di diventare scrittore, cioè di morire per la verità. Soltanto in questo modo riuscirà a congiungersi in qualche maniera, idealmente, a questa figura tanto amata. La lirica della Dickinson si chiudeva da tomba a tomba come due congiunti incontratisi a notte, parlavano finché il muschio raggiunti ebbe i nomi e le bocche.
Come voi sapete, nel Giardino dei Finzi Contini, al di là del prologo, no, che ci presenta l'artista maturo che racconta i motivi per i quali scrive il romanzo, in realtà il giovane protagonista, l'innamorato non corrisposto di Micol, è tutt'altro che completamente maturo. Tenta disperatamente di non diventarlo, si potrebbe dire che prolunga oltre il lecito la propria adolescenza, ritardando la sua presa di coscienza del reale, anche appunto se quella lirica della Dickinson gli aveva già detto che il solo legame possibile tra lui e Micol non avrebbe potuto essere che quello che passava per la testimonianza, perché verità e testimonianza naturalmente si equivalgono, e che avrebbe preteso la distanza e la morte anche per lui, consentendo solo così alla fine l'identità di bellezza e verità. Non è un caso allora se dopo il Giardino dei Finzi Contini è un romanzo forse di minore importanza dal titolo Dietro la porta, l'ultimo romanzo di Bassani, la sesta opera narrativa, sia L'Airone. L'Airone è un romanzo nel quale la morte è un tema centrale. È un romanzo scritto in terza persona, dopo che Bassani, dopo il quarto capitolo, a partire dal quarto capitolo degli Occhiali d'Oro, era passato alla prima persona. È il romanzo nel quale si racconta, l'unico romanzo di Bassani che non è ambientato negli anni appunto delle leggi razziali e della guerra incipiente. È un romanzo che si svolge più o meno negli anni, in corrispondenza degli anni nei quali lo scrittore scrive, un romanzo che parla della disillusione del dopoguerra, che non poca importanza ha nell'ultima produzione narrativa di Bassani e anche nell'ultima poesia, ed è una storia che si svolge in tempi di tipo aristotelico, un po' meno di 24 ore, con un'unità di luoghi, se per luoghi intendiamo Ferrara e la Bassa Padana fino a Codigoro. È la storia di un uomo che esce la mattina avanti giorno per andare a una battuta di caccia e che dopo aver vagato inutilmente senza trovare nessuna forma di acquietamento, si trova davanti a una bottega di impagliatore, è affascinato dalla bellezza degli uccelli morti, degli uccelli impagnati, degli animali che sono ormai fuori dalla corruzione della vita, accosta la fronte al vetro. Vi ricordate che ho esordito dicendovi che io mi sono appassionata a studiare la distanza che i personaggi hanno con le cose, che il narratore ha con i personaggi. Edgardo Limentani, questo è il nome del protagonista dell'Airone, appoggia la fronte, è vicino al vetro per guardare dall'altra parte. Il vetro, che ha sempre un po' una funzione da specchio, gli rimanda la sua immagine gli dà fastidio, appoggia la fronte al vetro, e io dico che il diaframma speculare della distanza, che aveva guidato secondo me tutte le storie narrative di Bassani, in quel momento si spezza. È come se il personaggio passasse dall'altra parte, si trova nel mondo della morte, a un tratto si sente felice, lui che era stato inquieto tutta la giornata, monta in macchina, ha già preso la sua decisione, che sarà quella di tornare a casa e di uccidersi. Il romanzo finisce così, con una morte che noi non vediamo, ma che viene preparata fino ai minimi particolari da Edgardo Limentani, a un tratto sereno. Di nuovo, io credo e sono convinta che questo sia forse il romanzo più bello di Bassani, uno dei romanzi più belli del nostro Novecento.
nel quale noi abbiamo uno scrittore che racconta una cosa che quasi nessun narratore è riuscito a raccontare, cioè un suicidio malinconico. E quando uso il termine di suicidio malinconico parlo di quello che gli psichiatri, i fenomenologi considerano il suicidio malinconico, che è una delle forme più gravi di malattia depressiva. Non solo è un suicidio che non è reattivo come la maggior parte, ahimè, dei suicidi, no? Colui che si uccide perché ha perduto qualcosa e sa bene che cosa ha perduto. Mentre invece nel caso del suicidio malinconico non esiste apparentemente l'oggetto perduto, quindi secondo appunto alcuni psichiatri il suicidio malinconico rinvia a una blessure originaire, a una ferita originaria, in qualche cosa che sta alla base dell'io e che a un tratto si riattiva. Ma la cosa ancora più importante e che rende per fortuna nella casistica medica molto rari i suicidi malinconici è che il suicida trova la morte bella. E quanto succede a Edgardo Limentani? Edgardo Limentani desidera la morte, non la sceglie per disperazione, era disperato prima, diciamo. Vede la morte bella, trova che là dove c'è la morte manca la corruzione, manca il disfacimento, manca il disgusto del corpo. È un romanzo quindi estremamente complesso, estremamente coraggioso. Bassani ha dichiarato che lo aveva scritto in un periodo per lui anche di grande turbamento, pensando alla morte di due conoscenti per la quale non aveva potuto trovare ragione, e ha detto anche che scrivere questo libro in qualche maniera lo aveva salvato. Io ricordo sempre ai miei studenti, quando mi capita di farlo leggere, anche perché insegnando in università abbiamo a che fare con dei ragazzi giovani, e ho sempre un po' di timore che la fascinazione della morte possa in qualche maniera affascinarli. Non manco di ricordare che Bassani sceglieva sempre le copertine dei suoi libri, era un uomo di grandissima cultura figurativa, era stato allievo di Roberto Longhi all'Università di Bologna, e quindi faccio notare che il fatto che avesse messo sulla copertina dell'Airone, avesse voluto sulla copertina dell'Airone un quadro di Bacon, uno degli autori che più di altri mostrano l'orrore del disfacimento e del corpo, fosse una specie di correttivo, quasi a dire al suo lettore: guarda, a dispetto di tutto, la morte non è bella. Però in una altra intervista ha avuto occasione di dichiarare: se Limentani, quindi il protagonista dell'Airone, avesse avuto una qualche possibilità di svincolo, non ne avrei parlato. Questa è la cosa. La novità, l'originalità di Edgardo Limentani sta soprattutto nel suo aver capito che l'unico modo per lui di sopravvivere è quello di uccidersi. Si uccide lui che dentro non ha più niente, niente di niente, proprio perché il suicidio è l'unico modo per lui di tornare alla vita, di essere vivo. È per questo che io ne parlo. Di cosa vuoi che parliamo, noi poeti, se non di personaggi di questo tipo, che assomigliano a noi? Per quale motivo scrivono i poeti, se non per tornare al mondo? Dunque, cosa sta succedendo? Bassani si era identificato con Micol, nei limiti in cui può farlo uno scrittore, aveva detto: se ho detto di Micol è perché assomiglia a me, aveva parlato di Edgardo Limentani perché assomigliava a lui. Insomma, aveva introiettato questo rapporto morte-vita collocandosi già dalla parte della morte. Vi ricordo appunto che l'Airone esce nel 1968, Bassani morirà nel 2000,
quindi passano tanti anni, non scriverà mai più niente di narrativa, se non raccogliere dei racconti in grandissima parte scritti prima in un volume che si intitola L'odore del fieno, ma l'odore del fieno è quello che viene dal Camposanto di Ferrara e da tutti i camposanti. Avrebbe pochi mesi dopo l'uscita dell'Airone fatto per la RAI, per la televisione, una bellissima conferenza che però purtroppo è estremamente difficile riuscire a sentire. Ne è stata fatta una trascrizione, ma con tutti i limiti del caso, perché le conferenze funzionano finché si sentono, non quando si scrivono, perché nel parlato ci sono una serie di inesattezze. C'era una rubrica radiofonica, televisiva scusate, anzi, che aveva chiesto agli scrittori di illustrare un'opera figurativa che per loro era particolarmente importante. Andavano sul posto e la spiegavano. Bassani scelse La resurrezione di Lazzaro di Caravaggio, che si trova al Museo regionale di Messina. Ne fa una lettura strepitosa. Era stato un grande allievo del grandissimo Roberto Longhi. Aveva seguito le sue lezioni da studente insieme a tutti gli altri suoi amici bolognesi e una volta laureato aveva continuato a andare da Ferrara a Bologna prendendo i trenini regionali per sentire le lezioni di Roberto Longhi. Quindi che cosa dice? Ovviamente individua i blocchi, da una parte Lazzaro, dall'altra Cristo, Cristo che tende la mano. Ma la cosa più affascinante secondo me nella lettura che fa di questo quadro è che nota che la figura di Lazzaro è collocata trasversalmente naturalmente nel dipinto e che soprattutto le braccia di Lazzaro sono collocate anche quelle trasversalmente, una proiettata verso l'altro e l'altra proiettata verso il basso. E com'è che legge Bassani questa immagine? La legge uscendo dall'Airone, appunto un libro nel quale aveva parlato della morte necessaria, della morte che attira, la legge dicendo che Lazzaro è come se non sapesse che fare. Da un lato la mano che si alza è quella che risponde all'invito di Cristo e dall'altro la mano che va verso terra è come se dicesse non mi chiamare, lasciami nella morte. Quindi direi che tutto questo è necessario per poter capire come l'approdo finale, il punto al quale l'ultima poesia di Bassani tenderà, è quella di una sorta di italiano Spoon River. Tutti conoscete la straordinaria, affascinante antologia di Spoon River, che era stata amata da Pavese, che era stata tradotta da Fernanda Pivano, eccetera. Ecco, fare parlare i morti. E quindi il Bassani, faccio scorrere le immagini, dalla poesia giovanile che era fatta da versi in rima, le storie dei poveri amanti, Te luci sante, passerà alle poesie tarde, quelle che usciranno nel 74 e nel 78, dopo che ha cessato di scrivere narrativa, e che hanno i titoli significativi di Epitaffio e In gran segreto. Ma per capirlo meglio, vediamo ancora qualcosa. La poesia giovanile, non è un caso che sulle copertine della poesia giovanile ci fossero delle immagini di Giorgio Morandi. Bassani vedeva Morandi quasi ogni giorno, così come lo incontravano tanti altri suoi amici.
Ricordiamo anche che la Morandi della giovinezza la Ferrara della giovinezza di Bassani è la Ferrara di De Pisis, è la Ferrara di De Chirico, è una Ferrara metafisica per certi versi. Le poesie giovanili di Bassani, Bassani era consapevole che c'era un margine di differenza naturalmente tra la prosa e la lirica, ma la differenza più profonda è che in fondo la lirica consente una confessione più diretta, immediata dell'io, e quindi vedrete proprio che è l'io che torna alla ribalta. Così come avrebbe continuato a dire, i poeti che cosa fanno se non morire e tornare di qua per parlare? Quanto a me, sono un poeta, sostanzialmente un poeta. Quindi le immagini di Morandi, che avrebbe scelto, questa si trova all'interno del Giardino dei Finzi Contini, un romanzo per il quale avrebbe scelto una copertina bellissima di un Nu couché bleu di De Staël, ma appunto all'interno c'era comunque una riproduzione di un quadro di Morandi. La poesia giovanile riunita con quella tarda in epitaffio nel libro In rima e senza. La poesia giovanile di nuovo aveva sempre naturalmente come argomento Ferrara. È una poesia che risente dei ritmi e dei metri ottocenteschi, di Tommaseo lirico. Ricordiamoci che Bassani si laureò con una tesi su Tommaseo e Manzoni, poi della lirica di Pompeo Bettini, di Francesco Gaeta, degli autori che quasi più nessuno legge, e poi dei suoi compagni, diciamo, di università e di amicizia bolognese, e quindi Bertolucci. Il Bertolucci conterà soprattutto del Viaggio d'inverno, Antonio Rinaldi, i due fratelli Arcangeli. Avrebbe letto la poesia di Saba, in una originaria stesura del Giardino dei Finzi Contini c'è una citazione da Saba che poi viene omessa, ma che parla della visita a un cimitero, naturalmente Montale, che amava come tanti. Ma vediamo un attimo, sia pure velocemente, una di queste poesie giovanili. È questa l'ora che vanno per calde erbe infinite verso Ferrara gli ultimi treni, con fischi lenti salutano la sera, affondano indolenti nel sonno che via via là spegne pievi rosse, turrite. Dai finestrini aperti, l'alcol delle marcite entra un po' a velare il lustro delle povere panche, dei poveri amanti in maglia, scioglie le dita stanche, fa deserte di baci le labbra inaridite. Come voi vedete è una poesia visiva che nasce dalla lezione longhiana, con delle rime facili, A, B, B, A, C, C, A, però troviamo degli elementi tipici della poetica bassaniana, l'elemento della separazione, quello che separa i viaggiatori dal paesaggio è il finestrino, c'è sempre qualche cosa che separa dall'esterno. C'è l'elemento del viaggio, che è tipico, e vedremo come anche dell'ultima poesia. Ci sono gli elementi, i momenti liminari del giorno, la sera, e poi c'è un clima, passatemi un parallelismo figurativo, ma quando mi capita di leggere questa poesia, se dovessi tradurla in un'immagine figurativa importante, mi verrebbe a mente il Picasso del periodo blu, il Picasso del periodo rosa. Vi ricordate, ci sono dei quadri straordinari di un Picasso ancora figurativo che rappresentano delle figure proprio di poveri amanti, potrebbero essere, abbandonate,
negli interni. Quindi, come dire, credo che questo tipo di sensibilità fosse acutissima in Bassani. Questa invece è sempre una poesia giovanile che nasce proprio da un quadro di Morandi, per un quadro di Morandi. O tu cui lenta abbraccia la collina accaldata, casa persa nel verde, esile volto e bianco. Solo tu durerai, muto, eroico pianto, non resterai che tu e la luce assonnata. Ecco che abbiamo, da un lato potete notare, così come nell'altra poesia si parlava di marcite, per esempio, che sono un elemento tipico del paesaggio della Padania, cioè uno scrittore che all'interno di ritmi facili, poesie che sembrano quasi venire fuori da sole, però usa dei termini molto tecnici, molto precisi, come fanno gli scrittori. Qui invece abbiamo un dativo o un complemento di termine, è comunque una forma obliqua del pronome relativo. O tu cui lenta abbraccia la collina accaldata. Quindi abbiamo una costruzione da un punto di vista grammaticale abbastanza raffinata, letteraria, anche e nello stesso tempo abbiamo questa insistenza, sia nell'altra poesia come su questa, sui giochi di figure, l'io e il tu. Questa idea, il pianto soffuso che rimane sulle cose, e questo durare, la possibilità che hanno alcune cose di durare, e di durare se sono fissate dentro l'opera d'arte, dentro un quadro. Tu, cui lenta abbraccia la collina accaldata, non rimarrai che tu, dentro questa luce, perché appunto un artista ti ha salvato. Ecco, capite subito cosa significa il passaggio tra la poesia giovanile, anni 40, alla poesia degli anni 70 che viene dopo la morte di Edgardo Limentani. È una poesia in epitaffio, ovvero utilizza la forma dell'epitaffio così come lo si trova esattamente sulle lapidi tombali. Una forma anche che, se volete, a volte possiamo considerare una forma clessidra, il tempo non a caso cala dentro, e a coni sovrapposti che in qualche maniera coincidono nella parte centrale. Abbiamo un Bassani che ormai parla in prima persona, che sottolinea l'atto di volontà, ma ci voleva volontà perfino per scegliere di stare dalla parte di Edgardo Limentani, perfino di scegliere di calarsi, come diceva I Died for Beauty di Emily Dickinson, dentro la tomba. Ci voleva coraggio e volontà per scegliere di ripercorrere un cammino che aveva fatto la grande epica antica, quando aveva pensato a Enea che si era calato nel regno dei morti per sapere il futuro, che aveva fatto Dante naturalmente quando era andato con la commedia nel regno dei morti. Sono dei modelli che Bassani, senza averli mai dichiarati a volte esplicitamente, ha molto presenti. Ci voleva la scelta, e questo è il passaggio ulteriore, di mettersi dalla parte di quelli che rifiutano di fare il lavoro del lutto, perché fare il lavoro del lutto significa dimenticare, e dimenticare, avete visto da quei passi anche autobiografici che vi ho citato, di poetica autobiografica, per Bassani è colpevole, e quindi lo scrittore sceglie di calarsi nel regno dei morti, sceglie di non fare il lavoro del lutto, sceglie di collocare coloro che sono a jamais perduti, come diceva il Freud di Lutto e Malinconia, dentro la cripta dell'io, in qualche maniera seppellirli dentro l'io. Con questo
non potendo guarire naturalmente, ma in compenso conservando gli altri. Troverete che in fondo tutto questo è necessario saperlo per capire questa ultima poesia, che naturalmente non è che non abbia dei modelli possibili. Quali sono i modelli possibili di questa poesia? Non più le rime, abbiamo detto che è una poesia senza rima, però è la grande poesia americana, post-whitmaniana, la poesia che regola la metrica non più sulle cadenze finali dei versi, ma sul ritmo del respiro. È la poesia italiana di Pasolini, suo grandissimo amico, che aveva introdotto nel mondo del cinema, il giovane Bassani sceneggiatore. È la poesia di Raboni, pensa a Raboni di Cadenza d'inganno, è la poesia di Giudici, i grandi poeti del nostro Novecento che hanno scelto di scrivere senza rima. È appunto la poesia di Sereni, penso al Sereni degli strumenti umani, nei quali si parlerà anche di una poesia sulla morte che tornerà, vedrete, un po' più tardi. Ma vediamo questa lirica. Da quando ho deciso di non rispondere mai più a una tua lettera, nessun'altra lettera mai ho più potuto nemmeno aprirla. Lascio che vengano, che mi cadano attorno, che giacciano laggiù ai miei piedi, capovolte e inevase, zitte come me, come ormai la mia vita. Quindi, vi dicevo, un atto di volontà che spinge alla rinuncia, che impedisce in qualche maniera la vita, e sono delle poesie nelle quali c'è comunque un dialogo tra l'io e il tu, un tu che è spesso un tu femminile, spessissimo anzi, un tu femminile, e abbiamo una sapiente costruzione, vedete al terzo verso un mai che in apertura che si ripete con un mai in chiusura, abbiamo il ritorno del tu, abbiamo nella seconda parte un'anafora sul che vengano, che mi cadano, che giacciano, eccetera. Abbiamo delle forme di bimembrazione. Naturalmente, come dire, sono delle liriche sapientemente costruite. Non aggiungerò nuova legna al fuoco, lasciamo che la legna che già si consumi a poco, che la vampa si trasformi a poco in brace, ed io e te zitti, seduti, uno a fianco dell'altro, dal fondo buio della sala a guardare spegnersi finalmente anche quella. Qui abbiamo per esempio la ripresa di uno stilema a poco, che per chi abbia buona frequentazione della poesia del Novecento richiama il Luzzi degli anni 60, però completamente tolto, diciamo, dal contesto endecasillabico che Luzzi utilizzava all'altezza di quegli anni. E quindi di nuovo vedete anche la sottolineatura quasi di una precoce senilità. Il libro esce nel 74, quindi Bassani non è più giovanissimo, ma però è ancora un uomo non troppo vecchio, eppure sente questo incombere della vecchiaia, la vita che si allontana da lui. C'è un pezzo straordinario che darà il titolo al libro di saggi di Bassani, che si intitola Di là dal cuore. In questo libro Bassani dice: la vita si allontana da me e come la vita si allontana da me sento di amarla in tutte le forme più minimali, e quindi amo gli insetti, amo perfino le mosche, qualunque cosa, purché in qualche maniera rappresenti la vita. E cita il San Giovanni Ospitaliere di Flaubert,
era un uomo dalla grande cultura classica, naturalmente soprattutto una grande cultura francese. Ricordo per inciso che per circa 11 anni ha insegnato all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, insegnando teatro e soprattutto teatro francese. Le sue lezioni su Racine, Corneille sono diventate memorabili. Lavia e altri grandi attori hanno avuto occasione di dire: mi ha insegnato tutto. E quando poi hanno chiesto loro ma come faceva lezione, leggeva testi e li commentava, non faceva altro, ma sono le più belle lezioni che ho avuto. Allora, di nuovo, l'ho già detto sì nei miei libri in prosa, ma indirettamente per vie traverse. Allora, vedete che qua dice chiaramente quella differenza, l'unica che c'è per lui nell'essere poeta in narrativa e in cosiddetta poesia, tra quello che si dice nei libri in prosa e quello che si può dire nella poesia. Nei libri in prosa si dice indirettamente, si usano delle forme del proprio sentimento che sono i personaggi. Nella poesia invece l'io si esprime. Però vedete di nuovo questo collocarsi in quanto artista là dove si rinuncia alla vita, simile anch'io a certi pittori di soffitti d'una volta, costretti a lavorare al chiuso per mesi e mesi, magari per anni, e nel frattempo soltanto a sognarsela, la trepida, la cangiante, l'instabile luce di fuori, inventandosela, ricordandosene e basta. Quindi la trepida, la cangiante, l'instabile luce di fuori, quella luce che veniva naturalmente da Mallarmé, citato nel Giardino dei Finzi Contini, quei versi che piacevano tanto a Micole, les vierges, les vivaces e les belles aujourd'hui, la luminosità del giorno, che vi ricordate che nella poesia di Mallarmé les vierges, les vivaces e les belles aujourd'hui, un cigno Totrefoy avrebbe dovuto spezzare con un colpo d'ala le lacs durs oubliés, avrebbe potuto, dovuto, chissà, rompere quella blanche agonie nella quale invece appunto stanno questi personaggi, e l'autore che si pone là dove c'è buio e la sogna, la inventa, la ricorda, la trepida, la cangiante luce di fuori. Qui abbiamo un'altra poesia, Rolls Royce. Quando poi saremo alla fine ho preparato un audio con la voce di Bassani che legge la poesia, ed è impressionante perché leggeva benissimo i suoi versi, quelli degli altri, e citava con una straordinaria memoria, a memoria, la Divina Commedia. Poteva citare degli interi canti a memoria. Quindi personaggio di enorme cultura. Bene, cosa succede in Rolls Royce? Poi la vedremo meglio, ma immagina un viaggio in macchina. In queste ultime poesie di Epitafio vi dicevo già che pone sempre degli schermi, erano i finestrini dei treni a separare dal paesaggio. Nell'ultima poesia saranno spesso i vetri delle macchine, il parabrise, la realtà appare attraverso il parabrise, oppure addirittura attraverso lo specchietto retrovisore che proietta le immagini. La realtà la si vede già passata da dietro, e quindi ecco che si immagina a riattraversare Ferrara su una macchina, una Rolls, una macchina di una certa importanza,
e questa macchina attraversa tutti i luoghi della sua infanzia e appunto attraverso questo concavo rettangolo del parabrise, ecco che riconosce i luoghi dove il padre andava a incontrarsi con gli amici, ripercorre l'intera Main Street della propria città, gli anni 20, quando più o meno lui aveva 10 anni, e naturalmente abbiamo un movimento nello spazio, che è quello della macchina, che mima un movimento del tempo. È una poesia nella quale lo scrittore si immagina già morto e quindi riattraversa come in sogno questo elemento onirico, diciamo, del riattraversare il proprio passato. Vedremo che ricorre anche in altre occasioni. Passerà da via Cisterna del Follo numero 1, vedrà in qualche maniera la madre e riconoscerà in qualche maniera se stesso, e poi naturalmente però, nonostante la voglia di gridare halt, di chiedere al tempo di fermarsi, la Roll scompare, se ne va piano piano verso la periferia, porta verso strade ampie, deserte e affatto sconosciute. Ecco, continuano queste poesie di tipo onirico. Ce n'è una molto importante, di nuovo rivolta a una donna, e qui in questo caso, tipico sempre dell'ultima poesia di Bassani, tante poesie in realtà sono lettere, sono dei messaggi mandati a qualcuno che non c'è e al quale si dice quello che è successo, in questo caso raccontando un sogno. Sogna il poeta, racconta, carissima, anche stanotte ho sognato, ero a Maratea, in un hotel, bloccato dalla neve, poi aveva dormito in questo hotel, un hotel pieno di stanzini, di gabbiole, di ripostigli. Notate che per Bassani sono dei momenti e dei punti strategici delle case. Negli Occhiali d'Oro il protagonista saprà della morte di Athos Fatigati nello stanzino del telefono al chiuso, e dentro uno stanzino nei Dubliners di Joyce, un racconto intitolato Uno strano incidente, il protagonista saprà della morte di una signora, esattamente nello stesso modo col quale Bassani racconta la morte di Athos Fatigati. Di nuovo per dirvi quanti ipotesti noi possiamo divertirci a rintracciare naturalmente dietro questi lavori. Ecco, allora, cosa succede? Racconta in questa lettera che era mattina e che se n'era andato a girare per queste località di mare, aveva trovato tutto abbandonato, nessuno per strada, tutte le porte e le imposte sprangate. Non facevo che domandarmi se per avventura non fossero tutti morti laggiù a Marina e se anche io lì nel quieto solicello fossi davvero in vita. Ecco, poi cosa succede? Più tardi, nella vuota salle à manger del Fiorella, pranzavo accanto a un signore brizzolato sulla 55ina, conversando con lui del più e del meno, da tavolo a tavolo, tranquillamente, abbastanza convinto, eccetera. Ma eccomi, ed era già quasi la sera del medesimo giorno, eccomi stare ad un tratto nel mezzo d'una candida cella d'ospedale, capivo, mentre lì innanzi supino, disteso completamente vestito sopra un lettuccio di ferro, giaceva il signore brizzolato dai malinconici occhi azzurri col quale dianzi avevo discorso un poco d'ogni cosa, inclusi addirittura il governo Andreotti ed il centro-sinistra. Cosa era successo? Che quest'uomo si era buttato di sotto, era salito lassù dal castello buttandosi giù a capofitto nel baratro. Della mia stessa età,
come mi assomigliava, pensavo contemplandolo, come lo ripetevo in tutto e per tutto con particolare riguardo alle spalancate chiare iridi talmente identiche a quelle di mio padre. Se non che, mentre così ragionavo fra me e me, rimirando me stesso morto, non eri dunque già tu, anima mia, mi dicevo anche, non eri dunque già tu a ricordarmi? Quindi vedete come abbiamo l'identificazione dell'io, l'io con il padre, l'io con se stesso morto, ma non basta. Io ho avuto la fortuna di conoscere Giorgio Bassani e di fargli, credo si possa dire oggettivamente, la più bella intervista che abbia mai rilasciato. Fu fatta nel gennaio del 1979. Bene, a proposito proprio di questa poesia, sentite cosa dice. Lei mi ricorda l'io sdoppiato, vivo morto di lettera. È una poesia a cui tengo moltissimo, una poesia di un'importanza eccezionale nell'ambito delle cose mie, significativa anche perché molto mista. Un lontano io, remoto nel tempo, nello spazio, vi viene recuperato alla vita, cioè all'identità, nel momento stesso in cui il poeta si immagina morto. Sa che quella poesia ha una fonte? Viene da una pagina dell'epistolario di Giuseppe Gioacchino Belli. In una lettera il Belli, scrivendo da Pisa, parla di un suo viaggio e dell'incontro in un albergo con un signore con cui ha istituito un rapporto molto conversevole. A un certo punto questo si alza, lo saluta, esce, va alla torre di Pisa e si butta giù. Il poeta va insieme agli altri a vederlo e mentre lo guarda da morto si rende conto di una somiglianza con qualcuno della sua famiglia. Io ho fatto un piccolo mutamento, identificando addirittura colui che è morto con mio padre, con il poeta stesso, con me stesso, insomma, io al centro di una realtà, eccetera, eccetera. E dunque una realtà che lo avrebbe continuamente riportato, come si diceva, alle leggi razziali, alla casa di via Cisterna del Follo, alla magnolia piantata nel giardino di casa nostra a Ferrara, nel 1939, pochi mesi dopo la promulgazione delle leggi razziali, e Bassani, come vedete, tra i primi poeti per quegli anni, inserisce le date, fatti particolari, specifici nella poesia, in una poesia che io ora ho fatto una micro scelta ovviamente di testi a vostro uso, ma nella quale ci sono anche molte poesie forti, con l'uso del turpiloquio a effetto shock, delle poesie che potremmo chiamare poesie del risentimento, nelle quali se la prende con gli intellettuali asserviti al potere, stigmatizza perfino alcuni suoi altri scrittori ebrei, per esempio come Natalia Ginsburg, con la quale aveva avuto una polemica, insiste appunto sull'essere preciso, sull'essere vero, ovvero sull'essere credibile, ed è all'interno di questo voler essere vero e credibile anche che avrebbe proceduto appunto alla riscrittura dei singoli romanzi per confezionarli nel romanzo di Ferrara del quale vi parlavo all'inizio. E questo non impediva naturalmente che non potesse effettuare delle deroghe anche importanti, quale quella che sarebbe avvenuta nelle 5 storie ferraresi, poi diventate Dentro le mura, a proposito dell'eccidio degli ebrei
nel novembre del 43 ai piedi del castello di Ferrara. Quell'eccidio avvenne nel novembre del 43, lo stesso Bassani si salvò per poco. Bassani aveva partecipato alla resistenza non in quanto ebreo ma in quanto appartenente ai gruppi di raghianti e degli intellettuali di giustizia e libertà. Sarebbe stato imprigionato 3 o 4 mesi nel castello di Ferrara, liberato il 25 luglio, quindi chissà come sarebbero andate le cose se non cadeva il fascismo. Si sposa poco dopo, con grande lungimiranza politica capisce che le piccole città sono pericolose proprio dopo che il fascismo è caduto e quindi se ne va da Ferrara, si trasferisce a Firenze e poi a Roma. Proprio in quel periodo un gruppo di repubblichini vanno a prendere degli intellettuali ferraresi e li fucilano ai piedi del castello come rappresaglia. Erano andati anche a cercare Bassani, che per fortuna se n'era andato. Poco credibile che Bassani potesse sbagliarsi di data. Era il novembre del 43. Peraltro la targa che si trova nel castello, e lui continuava ad andare a trovare la madre finché visse, è morta quasi centenaria, quindi doveva vederla in continuazione. Eppure nella lunga notte del 43 i fatti vengono ambientati in dicembre. Perché? A chi gliel'ha chiesto, Bassani avrebbe detto: avevo bisogno della neve. Questa la dice lunga sull'effet de réel, come l'avrebbe chiamato Roland Barthes, ma anche sulla differenza che sta per gli scrittori tra la verità e la credibilità. La credibilità è quello che consente alle cose di essere reali nel tempo. L'obiettivo dello scrittore è di essere credibile. Si può essere veri solo se si è credibili, e si è credibili come scrittori se si arriva al massimo dell'impatto emotivo. E l'impatto emotivo gli chiedeva dei corpi abbandonati coi cappotti scuri in novembre, dicembre, che diventa dicembre, abbandonati sulla neve. E torniamo appunto a queste leggi razziali. Costretta fra 4 impervie pareti, questa magnolia, piuttosto prossime, le pareti, quelle, l'ho vista la magnolia nel giardino di via Cisterna del Follo, crebbe, nera, luminosa, invadente, puntando decisa verso l'imminente cielo. E cos'è questa magnolia se non una grande metafora dell'artista? L'artista che nasce in un humus preciso, che cresce, punta verso il cielo, dritta dalla base al vertice come una spada, ormai fuoriesce oltre i tetti circostanti, ormai può guardare la città da ogni parte e l'infinito spazio verde che la circonda. Quindi lo scrittore che in qualche maniera, io credo, vede dall'alto tutto con la distanza necessaria, però d'un tratto espansa lassù sulla vetta, d'un tratto debole nel sole, come chi all'improvviso non sa, raggiunto che abbia il termine di un viaggio lunghissimo, la strada da prendere, che cosa fare. Per cui c'è sempre questo smarrimento in fondo finale, uno smarrimento mescolato alla pietas, che accompagna appunto queste storie da Spoon River, questo zio Giacomo chiamato Dedo, che aveva aspirazioni artistiche, che fa un matrimonio sbagliato, che avrà un figlio che nasce minorato e naturalmente la conclusione, l'ultima lassa, diciamo, se così possiamo ancora chiamarle, sarà proprio da Spoon River. Giacciono comunque tutti e 3 assieme, padre, madre e figlio, sepolti da molti anni nel cimitero israelitico di Ferrara,
nel piccolo prato a sinistra che si stende giusto di là dal cancello d'ingresso, 3 snelle candide lapidi sobriamente iscritte, nel mezzo quella di Cesarino, di poco premorto ventenne, alla madre vedova, senza che avesse potuto mai intendere non una sola parola, sia d'inglese sia d'italiano, insomma, niente di niente. E cosa rimane appunto di tutto? Appunto niente di niente. Di me e di te cos'altro rimarrà negli occhi di chi ci avrà visti? Un'immagine così, un flash e basta. Insomma, niente. Cosa rimane in definitiva? Solo il coraggio di essersi fatto archeologo della storia, di essersi fatto, come dice questa poesia, La Porta Rosa, re del mondo dei morti. Quando mi rimproveri di non occuparmi nei miei libri che di Ferrara e del territorio immediatamente limitrofo, Reno e Po a sud e a nord, non osando io varcarli, dovresti ricordarti della nostra gita dell'estate scorsa alle rovine di Velia, di come ti era piaciuto camminare accanto a me, tu pura. E abbiamo nella poesia come nella narrativa questa contrapposizione sempre, che è fatta anche di vagheggiamento. Le giovinette belle, bionde, ariane, tutto il contrario di quello che è il destino di emarginazione che spetterà agli altri. Come ti erano piaciuti i nostri discorsi, tu pure greca, tu pure di un'aurea lingua particolare ed esclusiva, fra rari uguali quasi divini, mentre invece poi ci sono gli altri, scuri, piccoli, bassi, ebrei al caso, e poi l'archeologo che ha battezzato naturalmente Rosa, la porta che aveva appena scoperto nelle rovine di Velia, e appunto questo invito: non lasciarmi solo a scavare nella mia città, a resuscitare grado a grado alla luce ciò che di lei sta sepolto là sotto il duro spessore di 20.000 e più giorni. È là, rosa mia, mia regina, che io sono giovane e bello e puro ancora, là l'esclusivo padrone e signore per sempre, il solo re. Quindi cosa sono questi 20.000 e più giorni? Se voi dividete 20.000 per 365, che sono i giorni che fanno un anno, arrivate a 55 anni. Se sommate 55 anni al 1916, arrivate al 1971. Epitaffio viene pubblicato nel 74. È come se Bassani stesse veramente anche mettendo le date alla sua storia personale, dicendo che tutto il suo percorso è stato scavare nella città per riportare alla luce ciò che sta sepolto. Dietro cosa? Lo spessore dei 20.000 giorni, che sono quelli della sua storia privata, sono quelli di quello che ha potuto esperire e provare. Però è solo in quel luogo che lui è l'unico padrone, signore per sempre, il solo re. Quindi re lo scrittore solo del regno dei morti. E allora di nuovo tornano, e qui saremo invece nell'ultima raccolta, quella che segue di pochi anni, Epitaffio, che si intitola In gran segreto, ma ha delle poesie sempre scritte in forma di epitaffio.
Ecco, la paura, da bambino, siccome temevo il grande fantasma bianco, il terrore di essere spedito sottoterra di notte, l'orrore che faceva l'andare nella mansarda, e poi non sono cambiato, non credete, anche se mi do coraggio, ogni angolo, ogni spigolo continua ad allarmarmi, qualsiasi promessa di buio può farmi ancora oggi tremare ogni viso. L'unica cosa che resta è questo cuore che si è perduto, come dirà per lettera, e che bisogna trovare il modo di ripescare attraverso fessure, piccoli anfratti, per vederlo infine a un tratto, alla fine, ma mi avvio alla conclusione e poi vi dicevo vi farò sentire Bassani che legge Rolls Royce. Nella capanna dell'ortolano parlerà di nuovo di una macchina e parlerà di nuovo di una macchina che passa, si allontana, e di un treno che in qualche maniera la costeggia, quel treno che avevamo visto nelle poesie giovanili, che passa, si allontana, scompare in direzione di Roma, e questo è tutto. Non c'è proprio più niente, né da vedere, né da udire, né da sentire, niente d'altro. E qui ora, se mi riesce, provo a far partire subito la voce. È a posto? Non parla. Partendo? No. Non pare. Subito dopo aver chiuso gli occhi per sempre, dunque, sono morto, Subito dopo aver chiuso gli occhi per sempre, eccomi ancora una volta, chissà come, a riattraversare Ferrara in macchina. Una grossa berlina metallizzata di marca straniera dai grandi cupi cristalli, forse una Rolls. A scendere ancora una volta dal castello Estense giù percorso Giovecca verso il roseo ghirigoro terminale della prospettiva, che intanto piano piano si faceva grande entro il concavo rettangolo del parabrise. Lo chauffeur d'alta e dura collottola seduto a dritta davanti certo lo sapeva molto bene da che parte dirigersi, né io d'altronde mi sognavo minimamente di rammentarglielo, ansioso com'ero di riconoscere sulla sinistra la chiesa di San Carlo, più in là a destra quella dei Teatini, a lei di contro già fermi così di buon'ora in crocchio sul marciapiede dinanzi alla pasticceria Folchini, gli amici di mio padre quando lui era giovane, i più con larghe lobbie bigie in capo, alcuni con tanto di mazza dal pomo d'argento in pugno, ansioso, anzi smanioso com'ero, insomma, di ripercorrere l'intera Main Street della mia città in un giorno qualsiasi di maggio-giugno attorno alla metà degli anni '20, un quarto d'ora avanti le 9 di mattina.
quasi sospinta dal suo stesso soffio lussuoso. Infine la Rolls svoltava laggiù per via Madama e di lì a poco in via Cisterna del Follo, e a questo punto ero io, non più che decenne, le guance di fuoco per il timore d'arrivar tardi a scuola, a uscire in quel preciso istante coi libri sotto braccio dal portone numero 1. Ero io che, pur continuando a correre, mi giravo indietro verso la mamma spenzolata dalla finestra di sopra a raccomandarmi qualcosa. Ero io, proprio io, che un attimo prima di sparire alla vista di lei, ragazza, dietro l'angolo, levavo il braccio sinistro in un gesto d'insofferenza e insieme d'addio. Avrei voluto gridare halt al rigido chauffeur e scendere, ma la Rolls, sobbalzando mollemente, già lungheggiava il montagnone, anzi ormai fuori porta, già volava per strade ampie, deserte, prive affatto di tetti ai lati e affatto sconosciute. Credo che valga la pena chiudere così, con la voce dell'autore, che come sentite era capace di trasmettere con molta forza anche questi ritmi particolarissimi appunto della struttura a epitaffio della poesia. Credo che sia uno dei pochi autori che ha usato questa forma e l'ha usata in anni, perché nella storia della cultura gli anni nei quali si fanno le cose hanno importanza. L'ha usata in anni estremamente significativi nei quali avete sentito che ha evocato una lettera di Belli a proposito della storia della morte. Va detto che c'è anche una poesia molto bella dagli strumenti umani di Vittorio Sereni, nella quale si parla di qualcuno che entra in una casa e si trova morto. Quindi, come dire, c'è un dialogo continuo poi dei testi gli uni con gli altri, anche se poi gli scrittori da un lato traggono ispirazione e dall'altro poi dimenticano consapevolmente. Quindi siamo noi critici che ci divertiamo a cercare degli ipotesti che magari fanno parte di una memoria lontana. Già che vi parlavo della cultura di Passani, più di una volta quando gli hanno chiesto cosa avrebbe voluto essere, ha detto: vorrei essere qualcuno che riesce a dare l'emozione che hanno dato i grandi scrittori, e naturalmente citava Proust, citava Joyce, citava Mann, ma citava per esempio un autore che pochi, tutto sommato, almeno in Italia, conoscono, Auton, e in particolare, non come gli altri comunque, e in particolare un libro, La lettera scarlatta. La lettera scarlatta è un libro molto interessante, perché come ricordate c'è una lettera che contrassegna e condanna al ludibrio una donna adultera, eccetera, eccetera. Però viene fatto di pensare che non a caso una lettera gialla quella volta, piuttosto che rossa come in Auton, sarebbe stata deputata a contrassegnare la comunità ebraica. Così pure c'è nella Cassa dei Sette Abbaini di Auton un racconto stranissimo nel quale c'è la storia di un amore nel quale
un giovane si innamora di una fanciulla e poi si trova a vivere in un giardino avvelenato. Rappaccini's Daughter è il titolo inglese di questo racconto. Bene, il giardino dei Filzi Contini, insomma, ci potremmo continuare a divertire a trovare dei rapporti. Quello che mi appassiona appunto nello studiare Bassani è che è un autore che ingiustamente è stato considerato troppo a lungo, specie nel suo tempo, come un autore facile, uno scrittore di intrattenimento, e mi pare evidente sia per la cultura che nutre i suoi testi, sia per la complessità dei temi che tratta, che sia invece un autore di grande interesse, sul quale ci si può proficuamente divertire a lavorare come sto facendo io da anni. Vi ringrazio per l'attenzione.